TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. In Veneto l'autunno inizia purtroppo con un ulteriore e drammatico aumento degli infortuni mortali sul lavoro, più 64,2% rispetto a settembre 2024, un bilancio che conferma il Veneto al secondo posto in Italia per numero di vittime. È l'introduzione all'ultima istantanea dell'emergenza tracciata dall'ingegner Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, che sottolinea come il dato più preoccupante resti l'incremento delle morti rilevate in occasione di lavoro. I numeri sono quelli di una tragedia che sta peggiorando mese dopo mese, spiega Rossato. Lo scorso anno gli infortuni in occasione di lavoro erano 36, quest'anno sono già 60. Una situazione grave e allarmante. Analizzando il dettaglio provinciale, Rovigo, con il dato regionale più grave, indice di 50,1, si colloca in zona rossa insieme a Venezia 35,3 e a Vicenza 33,3. Parliamo di economia. Sapere che il concorso di idee per la realizzazione del porto offshore ha individuato un vincitore è sicuramente un'ottima notizia per il futuro del porto. Siamo consapevoli che ci sono scogli da superare, come la rottura di carico e i costi di gestione, ma si tratta di una prospettiva che non può che far piacere alla comunità portuale unita. Con queste parole il presidente di Venezia Port Community Davide Calderan si è espresso sulla notizia divulgata ieri dall'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. Calderan ha poi proseguito evidenziando che serve però mantenere alta l'attenzione sul porto di oggi. Guardare al futuro è sicuramente necessario, dice, ma è altrettanto urgente programmare per passi anche l'immediato domani. Non possiamo infatti immaginare di arrivare al completamento di un'opera a 5, 10, 15 anni, il tempo che sarà necessario, senza guardare al futuro più vicino a noi. Ci complimentiamo con l'assessore Costalonga e il commento di Roberto Pancera, presidente di Confcommercio Venezia. È giusto e doveroso che le misure dei banchi siano corrette e che le merci esposte siano quelle consentite. Per parte nostra siamo fedeli al principio che le condizioni di mercato non possono essere falsate da qualsivoglia forma di concorrenza sleale che avvantaggino operatori che volontariamente o per ignoranza violano le norme e operatori che invece sono sempre ligi e responsabili rispetto ai dettati. Ben vengano pertanto i controlli, anche quelli che l'assessore decide di fare personalmente. Il punto è, a parere di Confcommercio Venezia, che anche per San Zaccaria sono ormai maturi i tempi per un intervento di ordine complessivo che nella non distante piazza San Marco è stato compiuto con l'introduzione dei banchi tipo, con soddisfazione reciproca per gli ambulanti che da anni operano in città e l'amministrazione comunale. Voltiamo pagina. Da domani giovedì 6 novembre Forte Marghera a Mestre apre le sue porte alla 16ª edizione di Fuori di Banco, il salone dell'offerta scolastica formativa curato dalla città metropolitana di Venezia, ospitato al padiglione 30 vicino alla Baia. Fino all'8 novembre con orari 9, 13, 14, 17, sabato 9 e 13, saranno gli studenti degli istituti superiori del territorio che a giugno si accingono ad affrontare l'esame di maturità i protagonisti, assieme ai 44 espositori che rappresentano il mondo del lavoro, dell'università, dell'orientamento universitario e delle forze dell'ordine. Confermatissimo anche il richiestissimo CISIA, il Consorzio Interuniversitario dei Sistemi Integrati di Accesso, per un focus speciale sui test d'ingresso all'università. L'obiettivo è quello di fornire un aiuto concreto a studenti e alle loro famiglie, offrendo una guida competente e qualificata all'orientamento nella scelta del loro futuro di studio e lavoro. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.